Scatman's World. Allora siamo su Farming Simulator, siamo sul gioco uscito nuovo, ufficiale, a posto, quindi non beta ma gioco completo. Inizia la nostra carriera da Dortmund, ho scelto Dortmund come quartiere generale, tappa di oggi Dortmund, Düsseldorf mi sembra, bene, già non mi ricordo più, perfetto. Sembra già una cosa positiva. Ok. Ah, Essen, scusate, cosa ho sbagliato? Dortmund, Essen, molto bene, si gode. Te la godi proprio, però qua un attimo, fioi. Devo aprire le porte, grazie. Ok. E si parte, ragazzi, con la nostra carrierona. Iniziano tanti giochi nuovi, devono arrivare adesso. FIFA, il gioco manageriale di Formula 1, tanta carne al fuoco. Login, Flixbus. E metteranno anche le tappe italiane, lo so prima o poi. Lo so già. Ok, passeggero, cominciamo con Bennett Rule. Bennett Rule è tra i nostri, perfetto. Qua abbiamo la nostra Felicia Hicker. Ok. Dankeschön. Neil Nitzke. Scusate per le pronunce, ma... Ok. Ciao. Dion Stratman. Kaspar Daniel. Ottimo. Qualche puttanone, aspetta un attimo. Questa dai, forse... Hello. E questa è Litz Nolt. La mitica Litz Nolt. Devo scaricare parecchie cose, posso fare anche un raggio di chilometri non incredibile. Promette molto bene questo gioco, ragazzi. Enis clean, ho messo la grafica tutta super a cannone, speriamo di non avere problemi di bug, altre robe. Valutiamo insieme. Allora, Catherine Kilner. La mitica Catherine, eccola qua. La vecchiaccia. Emma Jigger. Ma non c'è però, dov'è? Ah no, è quella là, scusate. E l'ultimo, teoricamente... No, è già finita in realtà, infatti. Ciao. Tu non sei dei nostri. Chiudiamo. Chiudiamo manualmente, dai, come ai vecchi tempi. Ciao. Guarda, magari di Gucci. No, vabbè, ciao. Ok. Spero di aver configurato tutti i tasti giusti. Qua c'è la gente. Ciao ragazzi. Un pompino per il cume. Per cominciare bene la giornata. Ok. Ok. F9. Ci siamo. Speriamo bene con la registrazione di avere... one moment, però one moment ho bisogno di questi, se no ce l'abbiamo in quel posto. Ok. Ok, perfetto. E andiamo. Adesso vediamo la registrazione come va. Wi-Fi. Aspetta. Ok, messo Wi-Fi. Adesso vediamo un po'. In principio non posso andare di sera tardi. Comunque ho messo il giorno 9 settembre. Tutto diciamo è meteo dinamico. Inizia la carriera, signori. Guarda, già il cume crea ingorghi. Molto bene. Aia, marciapiede. Beccato subito. Dai, cume, dai. Perfetto. Buono. Vediamo un po' la visuale così. Dopo se vediamo il primo video, se va a rilento, abbasso un po' qualcosa, insomma, cioè non è un problema. Cioè, chiaramente l'ottimizzazione di questi giochi qua lo sappiamo che è sempre un po' così.
Ecco. Merda. E torniamo a essere... Col semaforo rosso c'è un traffico, ragazzi, devastante. Ma sono solo 63 km. Viaggetto corto. Mamma mia, che ho scelto la città più trafficata di Germania, Dortmund. Adesso vediamo, insomma, rivediamo Marco Reus camminare per la città. Dai ragazzi, però, su. L'aria condizionata. No, aspetta, già sbagliato. Aria condizionata. Mettiamola a 20 gradi. Oh, ma che sembrano? Il semaforo più lungo del mondo. Ok. Occhio, già rosso. No, va bene, andiamo a sto punto, andiamo avanti e fanculo. Dobbiamo andare per di qua, penso, speriamo. No! Könnten Sie bitte etwas heizen? Torniamo indietro. Che palle. Ok. Fatta. Scusate ragazzi, non può abituarmi alla condizionata, è fredda. 22 gradi. E andiamos. Ancora, oh. Avevo come l'impressione di sbagliare strada, ma va bene, insomma. Ma non c'è modo per capire meglio la strada. Vediamo. Teoricamente è giusto così, speriamo. Andiamo per di qua. Ok. Andiamo dritti. Ah, perché ho più semafori che altro. Cioè ragazzi, questa prima tappa della carriera comediana su Fairbus è incredibile. Semafori più lunghi di Germania, ragazzi. Forse questo è anche un orario... Cioè, che ore sono? 18 e 12. La gente esce dall'ufficio, fi. Se possiamo andare... C'è questa roba nera che ogni tanto non so se forse devo togliere quei messaggi. Mi spaccano i coglioni. Vai. Vai, perfetto. Ora ci siamo. No ragazzi, cioè, ma è impressionante, oh. Dai, possiamo andare? Senti? La chiesa, no, fantastico. Buono. Perché oggi è venerdì. C'è la messa di quest'ora, insomma. La messa delle 18. Ja, jetzt noch Flügel und wir heben ab. Ok, scusa. Devo andare anche pianino che sennò si incazzano. Rest home. Hat sich jemand im WC eingesperrt oder kommt nicht mehr heraus? Penso di aver schiacciato il tasto giusto, spero. Dobbiamo andare per di qua noi. Ok. Perfetto. Grafica stupenda, dopo capiremo un po' com'è l'ottimizzazione, chiaramente se dobbiamo un po' abbassare qualcosa in registrazione. Ok. Siamo sui 70. Ah, c'è veramente tanto traffico, bellissima sta cosa, bravi.
Guarda che sole, guarda che bello l'effetto, bravi. Queste cose mi gasano. E vediamo di arrivare sani e salvi. Mamma mia. Il cume sorpassa tutti qua. E dobbiamo portarli sani e salvi a destination. Ok. Stiamo andando belli veloci, ragazzi. Ogni tanto in alto dove c'è tipo segui il navigatore arriva per un secondo la cosa nera, non capisco il perché. È l'unico glitch grafico che noto. Siamo quasi arrivati, questo è chiaramente un viaggio di prova per capire un po' le impostazioni del volante, dei controlli e della grafica. Più avanti vai di livello, più scarichi chiaramente possibilità di andare sempre più distante, robe così. Di viaggiare di notte, tutte ste robe qua. Sorpasso tattico. Merda. Ok, passa. Meno male che ho trovato... Cioè, se no andavo non so dove. Non possiamo sbagliare il viaggio inaugurale. Ma siamo anche arrivati, viaggio corto. Andiamo a girare adesso a destra. Was für ein Seegang ist das? Sto guidando male, scusa, non so. Non ho capito che cazzo vuol dire. Ah, Dio mio. Siamo arrivati, perfetto. Cioè ogni tanto noto quando cambia il cielo, magari cambia la luce tipo dei caricamenti. Non possiamo, cioè... Immaginavo comunque. Secondo me dovuti proprio dal motore grafico più che dai dettagli. Das ist hier nicht die Formel 1. Non rompere il cazzo. Vediamo un po' come questi passeggeri sono soddisfatti del mio primo viaggio. Non penso, però... Potte sega, sinceramente. Possiamo andare, no? Sì, forse. E per esempio qua c'è meno traffico. Che ore sono? 18:41. Forse per la città d'Orto è più grande di Essen, magari per quello. Bah, bisogna capire, fe. In certi posti veramente super trafficato. Ho fatto un piccolo errore. Vabbè. Ho fatto un incidente leggero, abbiamo scritto, vabbè. Niente di che. Devo andare per di qua, teoricamente. Devo un po' capire il navigatore, sinceramente. Buono di qua. Aia, eccola là. Tagsfahrer. Spero cominciamo bene questa avventura. Dio Cristo. No, mi sono rotto il cazzo però. No. Volevo fare la magheggiata. E invece no. No. Mamma mia. Oh, troppi semafori però, mi sto rompendo il cazzo. Troppi semafori. Devo abolire i semafori. Ma cos'è sta roba? Sapete che voi ragazzi bisogna sapere come va l'ottimizzazione e perché sopra dove c'è sta tipo sta roba nera che ogni tanto sbuca fuori che mi sta altamente sul cazzo. A parte questo il gioco è bello, assolutamente. Tanto traffico ma bello. E troppi semafori. Soprattutto i semafori sono lentissimi, madonna. Dai. Ok.
Dai, guarda sto stronzo, guarda. Ok. E che siamo arrivati. Dove cazzo devo andare? Non c'è. Devo girare probabilmente. Ok. Ma. Devo capire dove è la fermata. Ah, di là, ok. Perfetto. Fede, un attimo imparare, chiaramente. Non è stra-intuitivo, eh. Un po' di pazienza. YOLO! Hallo und Annuncio. herzlich willkommen bei Flixbus. Wir Ok. freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Adesso qua deve uscire la gente. Hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Aspetta. Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit. Ci siamo o no? Devo fare adesso che cazzo devo fare, Dio Cristo. Apriamo tutto. Bene, la gente è uscita, ragazzi. La gente è uscita. Ce l'ho fatta, forse. Very good. Logout. Vediamo com'è andata. Allora, buono. Ok, ho preso qualche puntici service. No, questo no. Però ho preso un po' di punti. Reclutazione 77%. Traffic, va bene. E qua ho perso un po'. Ok, ragazzi. Congratulations, level 2. Sono un figo. Il mio raggio d'azione è aumentato. Buono, raga. Ho capito un po' come funziona il gioco. Un saluto del comandante veneziano. Questo gioco è veramente, veramente bello. Bisogna sapere se anche voi vedete tipo una roba nera ogni tanto lampeggiare sopra. E com'è l'ottimizzazione del video. Ciao!